Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea per andare ad approfondire i temi del giorno. Partiamo con quelle che sono le iniziative legate alla giornata contro la violenza sulle donne. Il punto informativo "Questo non è amore" della Polizia di Stato ha fatto tappa in Piazza Unità d'Italia, dove il questore Pietro Ostuni ha sottolineato l'importanza delle denunce e la necessità di creare una rete. Su questo fenomeno bisogna essere sempre molto attenti, noi lo siamo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è da anni che ha in essere questa campagna permanente "Questo non è amore", perché comunque purtroppo le vessazioni nei confronti delle donne continuano a verificarsi. Abbiamo avuto un caso credo a Udine 2 giorni fa. Bisogna insistere molto, ripeto, noi cerchiamo di sensibilizzare parecchio le donne, abbiamo una rete col centro antiviolenza e con i servizi sociali del comune, poi abbiamo sottoscritto all'inizio di quest'anno un protocollo con un'associazione che si chiama Interpares, che si occupa del recupero delle persone che agiscono violenza, quindi di coloro che si rendono protagonisti di questi reati che noi definiamo odiosi, perché l'amore malato non esiste. Quando sento parlare di amore malato a me vengono i brividi, perché l'amore è un sentimento nobilissimo e come tutte le cose molto nobili non può essere affatto malato, quindi quello non è assolutamente amore, ma è violenza, mancanza di rispetto. Bisogna saper rispettare gli altri, ma soprattutto la propria compagna, la propria moglie, la propria fidanzatina, perché comunque sia, a loro dobbiamo riservare solamente attenzione. Le vessazioni poi si manifestano in tante forme, non c'è solo la violenza fisica, ma anche, come diceva prima lei, anche quella psicologica, che impatta molto sulle persone e ne limita la loro libertà, e a volte su queste cose bisogna prestare molto attenzione. Ecco perché noi incontriamo le donne, per fortuna ci stanno ascoltando molto, noi abbiamo diverse segnalazioni, denunce. Il messaggio più importante forse è che non sono sole, questa è la cosa che... Assolutamente, noi ci siamo, per loro ci saremo sempre, ma non ci siamo solo noi, ci sono le associazioni, ci sono anche i colleghi delle altre forze dell'ordine. Penso che tutti insieme, se lavoriamo tutti insieme, possiamo fare un ottimo lavoro per loro. Noi li assistiamo e una cosa che tengo a dire è che noi formiamo continuamente il nostro personale. C'è la divisione anticrimine, che tra l'altro è diretta da una collega molto valida, la dottoressa Di Stefano, che su questo tema è particolarmente attenta, e facciamo tantissima formazione. Purtroppo è diffuso anche tra i giovani, ahimè, perché comunque a volte non si riesce ad accettare una delusione, no? Allora, come dicevamo prima, l'amore è un sentimento nobilissimo, però l'amore significa, ci deve essere reciprocità. Quando non si accetta una sconfitta in amore e si passa alle vessazioni, allora vuol dire che non abbiamo capito ancora nulla di che cos'è questo sentimento, e soprattutto oggi notiamo anche tra i ragazzi giovani delle fragilità che poi li portano a compiere gesti che sono assolutamente antipatici. Ecco perché dobbiamo lavorare molto per il recupero di queste situazioni. Dobbiamo educare sempre, far capire quali sono i veri valori, perché questa è sottocultura. Anche lo sport scende in campo contro la violenza sulle donne. Il caso del club di scherma Lame Friulane, che ha organizzato uno shooting fotografico con protagoniste le bambine e le ragazze della squadra. Oltre a fioretto e maschera, le giovani schermitrici indossano accessori rossi ideati e creati dalle studentesse del Daronco di Gemona. Il club di scherma Lame Friulane scende in pedana, è proprio il caso di dirlo, contro la violenza sulle donne, e lo fa con un progetto da voi ideato che riunisce tante realtà. Esatto, il progetto è un affondo alla violenza e nasce proprio in pedana, quando mi sono resa conto che la componente femminile della società è davvero molto forte, unita e coesa. È partita proprio così l'idea e ha avuto subito un forte appoggio anche da parte di tutti i soci della società, insomma.
E come si svilupperà questo progetto? Avete fatto un book di fatto fotografico che poi cosa diventerà? Ma in realtà il progetto è un po' qualcosa di unico nel suo genere perché abbiamo voluto unire sport, arte e moda, unendo proprio diverse realtà del territorio. Infatti le ragazze del corso di moda dell'Istituto Daronco di Gemona del Friuli ci hanno realizzato una capsule di accessori completamente rossi, come potete vedere, proprio per l'occasione. Protagoniste di questo shooting sono una quindicina di ragazze anche giovanissime. Esatto, abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere tutte le ragazze, dalle più piccole alle più grandi, diciamo, e proprio perché comunque il rispetto è un valore che si impara fin da piccoli, insomma, e per questo abbiamo, crediamo fortemente in quello che è il potere, insomma, impattante, ecco, dell'immagine piuttosto che le parole. Quindi abbiamo scelto di affidare la direzione artistica al fotografo Giampiero Pizzocaro, tra l'altro anche lui ex schermidore, e abbiamo realizzato gli shooting fotografici presso 2 location d'eccellenza del Friuli, Venezia Giulia, che sono rispettivamente il castello di Rive d'Arcano e la bellissima Villa Minini. E le ragazze hanno anche potuto poi incontrare Corinna Mestroni, la presidente del Centro Risorsa Donna Il Sorriso di Nadia, durante proprio lo shooting fotografico a Villa Minini, ed è stato davvero un momento, insomma, di confronto reciproco. Presentazione ufficiale questa mattina nella sede della Regione di Udine per il nuovo prodotto editoriale del gruppo Media Friuli, il settimanale in lingua friulana La Voz dai Furlans. Ci colleghiamo in diretta con Alessandra Salvatori, a te. Buongiorno ad Alexis, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo nella Sala Pasolini, Palazzo della Regione di Udine, dove si è conclusa da poco la presentazione della Voz dai Furlans. Allora col nostro direttore editoriale Alfonso Di Leva parliamo di questa novità, come è stato detto una sfida importante, una sfida impegnativa, ma se questo settimanale in lingua friulana, nella nostra lingua, oggi c'è, vuol dire che è una sfida che è stata vinta. Sicuramente è una sfida che è stata vinta, ma è una sfida che ha le motivazioni della sua vittoria nel passato ed è una sfida che guarda al futuro. Il nostro gruppo è impegnato da tempo nella tutela, valorizzazione della lingua friulana come lingua viva, come lingua veicolare, come lingua parlata quotidianamente in tutti i momenti della giornata. Facciamo, lo ricordiamo, un telegiornale tutti i giorni di 6-7 minuti, durante i quali i friulani, che sono 600-650 mila, sentono, ascoltano, si informano nella loro lingua madre. È uno strumento di identità, è uno strumento nel quale riconoscersi, nel quale e con il quale sentirsi parte protagonista di una comunità. Se questa è una vittoria, come è stato detto nel corso della conferenza stampa, lo è perché c'è una grande squadra che ci lavora, una squadra interna a Media Friuli, ma che ha trovato nelle istituzioni, negli enti del territorio un importante supporto. C'era alla presentazione di questa novità editoriale il Presidente del Consiglio regionale Zanin, c'era l'assessore regionale alle autonomie locali Roberti, il Presidente dell'Arlef Cisilino, il neoparlamentare Pizzimenti, c'era anche il sindaco di Udine, adesso non li citiamo tutti ma li ringraziamo per essere stati qui con noi. Ci credono in tanti, ma come diceva giustamente l'assessore Roberti, non è solo la comunità dei 600.000 cittadini di questa regione che parlano il friulano a volere un prodotto in friulano, a volere l'informazione in friulano, c'è un'intera regione col suo 1.200.000 abitanti che sostiene questo percorso. Lo sostiene perché è consapevole che la diversità è una ricchezza. Mettersi insieme, ed è stato detto più volte, significa avere più chance di successo. A me piace ricordare fra le persone presenti, ma fra coloro che ci hanno creduto e ci sono stati vicini,
la comunità dei comuni che parlano friulano, l'ACLIF, con il suo presidente, e mi piace ricordare la proprietà del gruppo Media Friuli, perché quello che oggi è arrivato a un traguardo è non so se nuovo, ma sicuramente un bellissimo esempio di collaborazione fra pubblico e privato nell'interesse solo ed esclusivo dei cittadini. Insieme pubblico e privato, ciascuno per la sua parte, all'insegna di un rigore assoluto, sono riusciti a dotare il territorio, la comunità, di un asset immateriale fondamentale, quale quello dell'informazione nella lingua identitaria. Informarsi nella lingua identitaria significa avere lo strumento per riconoscersi parte di una comunità. E allora qui lo vediamo, il primo numero della VOS dai Furlans, un primo numero con anche le firme di chi oggi era qui presente alla presentazione appunto di questo primo numero. Vale la pena, credo, di spendere anche 2 parole sul luogo dove questo settimanale nasce. Allora, è sicuramente uno strumento che ha consentito di mettere insieme tante persone, tante realtà e di creare un team da vari posti d'Italia con altissime professionalità. Se questo settimanale è nato è perché viene stampato in uno stabilimento che si trova a Erbusco, in provincia di Brescia, che ha una tecnologia unica al mondo che consente flessibilità, qualità a costi sostenibili. Questo settimanale, questa testata è anche associata ad un sito di news quotidiane. Abbiamo un altro partner, il partner tipografico è il Centro Stampa Quotidiani, abbiamo un altro partner tecnologico che è Rubidia, con il quale abbiamo creato un sito quotidiano di informazione che è assolutamente all'avanguardia, è sicuramente un gran bel sito perché i friulani possano essere aggiornati in tempo reale su quelle che sono le cose di loro interesse. Il friulano anche per informarsi, il friulano per conoscere le notizie che riguardano questo territorio. Non ci resta che salutarvi da Udine, grazie Alexis e naturalmente buona lettura. Grazie ad Alessandra Salvatori e Alfonso Di Leva per questo collegamento in diretta. Noi ci separiamo per la pubblicità, ci vediamo tra poco, da voi la linea. Bentornati a Da Voi la linea. Ora andiamo a Udine perché è cominciata oggi in piazza Primo Maggio la tradizionale fiera di Santa Caterina che continuerà fino a domenica. Quello di Zardin Grande è un appuntamento atteso dai friulani perché è un momento di incontro e l'occasione per trovare buoni affari grazie alle proposte presentate su oltre 150 bancarelle. Allora ci colleghiamo in diretta con la nostra Isabella Gregoratto, a te. Eccoci, grazie Alexis, hai già anticipato tu, oggi prima giornata di apertura in occasione della festa di Santa Caterina. E qui in Zardin Grande c'è grande movimento, adesso cominciano ad arrivare anche gli studenti delle scuole qui vicino, hanno appena terminato scuola. C'è diversa gente, soprattutto code, vediamo in alcune bancarelle. Con noi il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, per parlare di questa tradizione, e ricordiamo che è la prima dopo 3 anni praticamente che è tornata alla normalità. Lo scorso anno, 2 anni fa, c'erano controlli e c'era anche meno possibilità appunto di accedere. Oggi finalmente c'è la libertà. Sì, è tornata come sempre, come nell'antichità, insomma, questa fiera che è la fiera più antica della regione. La fiera di Santa Caterina, dobbiamo tornare indietro fino al 1300, quando il patriarca permise in pratica alla città di Udine organizzare questo grande appuntamento. È chiaro che non c'erano questi prodotti tanti anni fa, ma ormai è una tradizione consolidata e vedete anche la gente che oggi frequenta questo luogo. Ci saranno 3 giorni, domani anche, si chiuderà domenica, questa fiera di Santa Caterina che, ripeto, è una grande tradizione e quest'anno è fatta in piena libertà, non ci sono più regole
da rispettare, quindi è un luogo dove la gente può muoversi liberamente e vedere se trova qualcosa di interessante da comprare o anche da mangiare, perché ci sono tanti prodotti gastronomici. Ecco, dicevamo che è un'occasione questa per incontrarsi, quindi un motivo di socializzazione, ma anche c'è la possibilità di fare qualche buon affare. Lei ha ricordi legati qui alla fiera di Santa Caterina? Io ho tantissimi. I miei ricordi sono che faceva sempre freddo e pioveva, questi sono i miei ricordi. Invece anche qui c'è un cambiamento climatico, queste giornate sono giornate non fredde e per fortuna la pioggia non ci tormenta e non ci tormenterà, mi sembra, anche secondo le previsioni, nemmeno nei prossimi giorni. Quindi questo è il cambiamento che sento di più, insomma, perché era sempre una fiera legata un po' a condizioni atmosferiche un po' precarie. E poi negli anni che furono c'erano anche le giostre, no? Poi ci fu lo sdoppiamento e quest'anno tra l'altro avete fatto un ulteriore sdoppiamento perché avete consentito alle giostre di rimanere più a lungo lì nella zona dei Rizzi. Sì, le giostre sono nel parcheggio dei Rizzi, vicino allo stadio Friuli. Abbiamo fatto questa scelta anche per dare la possibilità a più di 200 bancarelle di essere presenti oggi qui in piazza Primo Maggio, perché se c'erano i baracconi, insomma le giostre, i problemi sarebbero stati più complicati. E invece abbiamo fatto questa scelta che mi sembra sta premiando anche la partecipazione non solo degli stendisti delle bancarelle ma anche del pubblico. Con noi anche l'assessore ai grandi eventi, Maurizio Franz. 3 giorni quest'anno, l'avete portata a 3 giorni? Sì, quest'anno siamo molto soddisfatti di avere finalmente una fiera importante e storica come quella di Santa Caterina, che dura 3 giorni, ma soprattutto con condizioni meteorologiche ottimali, senza le restrizioni del Covid, e già vedere tutto questo afflusso di tantissime persone e sentire soprattutto i loro commenti, perché tutti ci dicono che è una tradizione che non si può non venire a Santa Caterina, e d'altronde tutte queste splendide bancarelle che vediamo qua, che vanno dall'abbigliamento ai dolciumi alle immancabili frittelle della nonna, sono motivo di grande attrazione e quindi una bella soddisfazione per la nostra amministrazione. Andiamo a toccare con mano, sentiamo i commenti delle persone. È un appuntamento irrinunciabile Santa Caterina? Sì, bisogna sempre venire. Ha fatto affari lei oggi? No, perché siamo appena arrivate, perciò abbiamo tutto il pomeriggio. E lei signora anche per lei? Io ho fatto gli affari e come già da stamattina, certo. Siamo venuti prima oggi. Che cosa trova di particolare per qui in Sardingrante? Che cosa l'attira di più? Oddio, le bancarelle, insomma, i soliti torroni, no? Frittelle, insomma. Sentiamo, perché questo è anche un momento di socializzazione. Ha trovato amici, amiche, conoscenti? Sì, ho trovato diversi. Che non vedeva da tempo? Sì, a quest'ora poi. Probabilmente ci troviamo un po' più di gente, pausa pranzo e per cui. Sì. Quindi soddisfazione anche per lei essere qua? Sì, io sono sempre stata qui in Piazza Primo Maggio perché comunque avevo mia mamma che aveva una bancarella una volta, quindi è proprio un ritorno, diciamo, un po' all'infanzia così, e comunque è sempre un momento comunque di socialità, comunque in mezzo alla gente, e come tutte le feste è anche un discorso di stare insieme e di godersi anche comunque tutte queste prelibatezze, anche perché ci sono cose anche da mangiare anche buone, insomma. Ci sono anche occasioni anche che si possono fare, quindi assolutamente è un appuntamento fisso ormai e fermo. Ecco, un bel momento, e chiudiamo con questo intervento per ritrovare persone che si conoscono da anni. Sì, sicuramente, per ritrovarci un'amica, guarda caso, la giornalista di Telefriuli. No, Santa Caterina è effettivamente un momento magico che per tradizione bisogna assolutamente frequentare. Bene, grazie, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Montanini, ringraziamo l'assessore Franz, ringraziamo anche le persone che sono rimaste qui con noi. Restituisco da Sardingrante la linea allo studio, a te Alexis. Isabella, vediamo se mi sente Isabella, perché volevo approfittare, visto che era presente lì con te il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Ecco, ricordiamo che oggi alle 18 si accende il Natale a Udine, quindi magari se ricordiamo alle 18 l'accensione del luminario. Oggi alle 18 si accende il Natale, è vero.
Oggi l'accensione delle luminarie. Alle 18 questa sera, quando farà buio, accenderemo tutte le luci, i grandi alberi che abbiamo regalati dal Comune di Paolaro, sarà presente anche il sindaco di Paolaro insieme alla banda di Paolaro, e poi la grande stella, questa bellissima stella che abbiamo posizionato sul plateatico di Piazza Libertà. Sono due momenti importanti di accensioni per far capire che siamo entrati ormai nel periodo natalizio. Ecco, ma anche per quanto riguarda luminarie in giro, perché in tanti paesi pensano, no, di risparmiare. E qui come avete contenuto pur mantenendo la tradizione? Noi abbiamo contenuto la spesa, più di 100.000 euro abbiamo diminuito rispetto all'anno scorso e abbiamo avuto un grosso contributo da parte dei commercianti che si sono accollati loro autonomamente parte della spesa, quindi siamo nel risparmio che avevamo promesso di non consumare troppa energia e quindi di tenere anche, però in centro città ci sono le vie che hanno tutte un po' le luminarie. Bene, grazie al sindaco. Ringrazio anche Simone Caramaschi per le riprese, a voi studio. Grazie alla nostra Isabella Gregorato per questo collegamento in diretta da Udine. Abbiamo anticipato il Natale appunto a Udine, ma anche a Pradamano domani si accenderà il Natale, vediamo come. Anticipo di Natale sabato prossimo a Pradamano, ormai una tradizione, cosa avverrà? Questo sabato 26 novembre, avremo l'accensione dell'albero in piazza Pradamano. È una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie. Inizierà la mattina alle ore 11 con il club Ti leggo una storia, un momento di lettura delle fiabe legate al tema natalizio e rivolte ai bambini più piccoli. A mezzogiorno avremo l'aperitivo del sindaco in cui il sottoscritto assieme ai colleghi di giunta offriranno un piccolo aperitivo a tutti i presenti e ai concittadini. Al pomeriggio verso le 2:30 con Anatema Teatro ci sarà lo spettacolo Canto di Natale, un spettacolo itinerante lungo la piazza e i luoghi tipici del nostro centro storico. Lo spettacolo, la giornata diventerà sempre più interessante soprattutto nel pomeriggio con la Corpo Bandistico Santa Cecilia che per un'ora ci allieterà con musiche natalizie per arrivare alle 5:30 con l'accensione dell'albero, accompagnati dagli amici di Bad Bleiber, comune col quale siamo gemellati e come da tradizione ci raggiungono per farci scambiarci gli auguri di un buon Natale e di un felice anno nuovo. A seguire ci sarà l'evento clou della giornata, lo spettacolo degli Schaupatzteufel, che sono non chiamateli Krampus, loro ci dicono, uno spettacolo sicuramente interessante che accompagnerà e farà felici sicuramente tutti i bambini e non solo ma anche gli adulti. Loro sono buoni? Loro sono, diciamo così, i Krampus buoni, se li chiamiamo Krampus forse si offendono, sono quelli buoni, faranno uno spettacolo con il fuoco e con quelli che sono le loro maschere orrende, maschere che fanno paura, ma si accompagneranno e accompagneranno i bambini, anche si fermeranno con loro, magari anche a giocare, a fare delle fotografie e ci accompagneranno per la fine giornata, questo momento di avvio delle feste natalizie. E poi castagne, truccabimbi, insomma una serata di festa. Sì, una giornata di festa perché proprio sulla piazza ci saranno gli stand delle scuole con la vendita di piccoli oggetti legati al mondo di Natale, fondi che poi saranno devoluti alle scuole stesse per acquisti legati al mondo scolastico, ma il chiosco enogastronomico, le castagne, il truccabimbi che ci accompagneranno in una lunga giornata di ritrovo di quella che è la comunità, dopo magari un lungo periodo in cui determinate feste non si sono potute fare per gli eventi legati al Covid, quindi un momento di ritrovo della comunità. Noi siamo in chiusura, ma vi ricordo, ritorneremo in diretta con informazione alle 16:30. Buon pomeriggio.